Allora, volevo indicarvi una cosa, che vedete questa formica che ha questo affare lungo addosso, questo seme, che interferisce con il passaggio di tutte, perché di solito le formiche, quando prendono qualcosa di grosso, dicono prendiamola in 2, 3, 4 formiche, là ti portiamo via anche il passerotto morto. Invece, se questa vuole fare la furba e l'orgogliosa e non solo non ce la fa lei, si ammazza, rimane sempre lì mentre le altre vanno, ma anche intralcia. Notate? Ecco, questo è un telefono che prende un po' meglio dell'altra volta, anche se la schiena mi si sta spezzando. Notate, questa già meglio, ha un pezzo grosso, ma pure lei è un po' in difficoltà, però almeno fa un pochino di più. Però vedete come danno noia? È come quando nei film vedete quello che ha un pezzo di legno in mano e si gira e si rivolta e sbatte a tutti quanti e fa ridere, e in realtà qui non c'è niente da ridere, perché il lavoro non prosegue in modo sciolto. Quindi se tu prendi un pezzettino piccolo, vai da solo, te lo porti e in tanti pezzettini piccoli riempi il granaio, diciamo. Ma se cominci a prendere dei pezzi più grossi, vedete questa qui dove è andata, che chi troppo vuole dice cosa nulla. Tutte quelle che stanno prendendo pezzi grossi e di questo pallino bianco che cammina, invece guardate come va spedito e non dà noia a nessuno. Al massimo gli altri danno noia a lei. Lei si ferma e ricomincia, vedete, cambia strada, questo col pallino piccolo 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 che cammina. Stavolta ve le faccio vedere un po' più da vicino, anche se mi spezzo, con questo telefono che è un po' migliore. Vedete? Ta-ta! Ma quelle coi pezzi lunghi dovrebbero mettersi insieme alle altre. E comunque notate che loro non vanno al mare, non vanno a divertirsi in discoteca, loro stanno lavorando come l'agricoltore che in questo momento sta facendo i raccolti e magari trasforma in congelato, in essiccato, in vasetti. Cioè, ora è il lavoro per affrontare l'inverno, che poi se uno coltiva bene e impara a mangiare altre cose, anche in inverno, senza bisogno di far scorte di pomodori o di melanzane, ha altri cibi da mangiare. Varia, anzi è meglio. Però le formiche insegnano.